Roberto, a 25 anni, viene da Palermo ed è in cerca dell'anima gemella, un cuore solitario. Ciao Roberto. Io non sono mai stato fidanzato, vorrei essere fidanzato, mi vorrei fare una vita e diciamo che vorrei andare avanti sempre con il futuro e avere una sistemazione super giù come fidanzamento, come sposarmi e come avere un lavoro, come a Palermo non c'è mai lavoro, come dicono certuni che non c'è lavoro e che veramente giro io dalla mattina alla sera per avere un piccolo lavoro, uno stipendio fisso per io mantenermi la ragazza, che poi la ragazza, come lei sa, le ragazze se non sono mantenute giustamente a un primo matrimonio, a un primo fidanzamento subito levano mano e c'è il divorzio o sai non ti voglio più perché di qua di là prendono una scusa per poi non avere più contatti con l'anima gemella Io spero di andare sempre avanti e trovare una sistemazione sia di lavoro e sia di fidanzamento o di sposarmi. Il problema è questo, che io mi faccio sempre, scusa se te lo posso dire, un lavaggio nel cervello di dire ho 25 anni, sto facendo quasi altri 25 anni ed è l'ennesimo che nei 50 anni poi uno dice arriva ai 50 anni dice ma come mai non hai una ragazza, un ragazzo? È difficile poi a 50 anni avere una ragazza che ti prenda perché sa. Il problema è questo, che io per ora sono in un problema messo male perché i genitori miei si sono separati da poco e dico c'è questa cosa che mia madre è di Bolzano e se n'è andata di casa e che a quanto pare ha voluto fare questa scelta e si è trovato un compagno e mio padre giustamente ha i suoi problemi di salute e ora cerca di aiutarsi un po'. Io la vorrei chiudere qua la situazione di mio padre e mia madre perché è stata una cosa un po' come si può dire, un po' tragedica. Perfetto. La cosa. Vabbè, parliamo di un'altra cosa. Allora, parliamo di quest'anima gemella che tu sei interessato. L'anima gemella io vorrei che praticamente mi venissi tipo un cuore che magari una ragazza mi guarda a dire sei bello, che ci possiamo mettere, a fare un complimento, a dire sei bello, scambiamoci un numero di telefono, andiamo a un bar, mangiamo e queste cose e poi nasce la cosa di essere insieme, il feeling di andare avanti sempre così. Continuiamo il discorso, parliamo dell'età. Questa ragazza da che età dovrebbe partire? Ma dovrebbe partire, io ne ho 25, non dico più grande, ma magari più piccola di 2 anni, 3 anni, non dico 5 perché poi è pesante, dai 20 anni così, super giù. Fino ad arrivare un massimo di 35 anni, 40 anni. Capisco che faccio un esempio, Gigi D'Alessio si è messa con una di 20 anni e lui ne ha 40, 42. Quello che giustamente già è un'età che bene o male la donna dovrebbe essere, è un uomo maturo. Quindi teoricamente anche se tu incontrassi una donna, anche tu avendo 25 anni, incontri una donna di 35 anni, 40 anni, io anche 45, non ha importanza, l'importante è la cosa fondamentale, volervi bene, che lei ti accetta. L'amore, la cosa più importante è l'amore. Tu credi all'amore? Io credo all'amore, perché per te l'amore cos'è? Non sono mai stato fidanzato, perciò essendo che non sono stato mai fidanzato spero di dire guarda, anche che hai 40 anni io ti amo. Cioè tu praticamente da quando sei nato fino adesso non sei mai stato, non hai mai avuto una ragazza? Mai nella mia vita. Questa esperienza magari di baciare una donna non l'hai mai avuta? No, nemmanco se mi dicono sai ma come si dà il bacio alla donna che fare quel discorso, mai. Perché intanto è una cosa strana perché giustamente e d'altronde se non ti è capitata l'occasione con chi ti baci? Infatti e neanche puoi fare la prova magari baciando la tua mano perché non conviene, perché è sempre la tua mano, per cui certo, perché dico non ho mai avuto una donna, anche non dico fidanzata, ma magari a dare un bacio tanto così di prova, magari scappare, magari un bacio tanto per dire volete provare a baciarmi, magari per capire quello che si prova in un bacio. No, mai perché il bacio è il simbolo dell'amore, quindi non conosci in realtà neanche quello. No.
parlando magari dell'anima gemella di questa donna, ma parlando invece di amicizia, hai mai avuto qualche amica che uscisse con te? Sì, qualche amica, ma non ho mai azzardato a dire facciamo una prova di un bacio, di dire magari andiamo a casa tua, stiamo là, e lei mi tentava di dire sai voglio fare l'amore. Niente, completamente. Vabbè, fare l'amore è un po' ancora esatto, è troppo, diciamo, sì. è troppo, dico, come dire, è una responsabilità sì, per la ragazza. Dipende però, insomma, insegnarti a fare l'amore. Dicono sarebbe più idoneo insegnarti magari il bacio che no, magari. Ma dicono certuni che dicono che è maggiorenne, esatto. Come lei sa, i maggiorenni già certo. Vanno cercando, anche i minorenni, però c'è la cosa della pedofilia, e giustamente dicono ma tu te ne vai con uno 50 anni e vai a fare l'amore. Cioè, ma a te questo non interessa perché tu basta che la trovi. Certo, basta che io la trovo e che non è minorenne, perché se è minorenne passa i guai. Ma noi abbiamo detto qua alle telespettatrici che la donna dovrebbe essere dai 20 arrivare ai 45 anni. Proprio in caso di necessità, ma dico necessità, nel caso si presentasse qualcuno anche di 50 anni, però si dovrebbe mantenere bene. Certo. Dovrebbe avere un aspetto giovanile. Certo. Perché sennò non ti viene poi molto spontaneo baciarla. Dico certo, certo, è una cosa sempre, come si dice, le persone di 50 anni sì sono mature perché oddio hanno sempre un'esperienza, l'hanno avuta e tutte cose. Non penso che una di 50 anni non ha esperienza, non me lo venga a dire perché giustamente 50 anni ha voglia tempo. Però dico, io penso che qualche donna di 50 anni che in questo momento ci stanno guardando, io penso che sarà disponibile magari a insegnarti, non dico tutto il resto, ma magari il bacio, come si dà il bacio, io penso. Sì, il bacio sì, però non dico. Cioè, ma tu in realtà non è che sei interessato proprio al bacio. No, non cioè, so, la io cosa vorrei che ti interessa ancora di più sull'amore. Esatto, quindi conoscere, diciamo, la gnocca, conoscere in tutti i suoi punti di vista, esterni ed interni, dico bene? Sì. Perfetto, per cui amiche telespettatrici avete conosciuto Roberto ha 25 anni e qui è vergine dalla nascita fino adesso e quindi non ha mai avuto l'opportunità di dare un bacio a una donna, per cui non sa cosa si prova effettivamente. Roberto è interessato a trovare l'anima gemella. O se nel caso non trovasse l'anima gemella è interessato a un'anima che si possa magari prestare a dare quell'insegnamento di questo sentimento profondo che fino ad oggi purtroppo a causa magari non lo so della sua timidezza o a causa del suo tempo perché sono un po' timido. Magari che lo aiuta. Penso che anche che mi danno un numero di telefono di una ragazza, io non subito dico sai ma che fa, ci vediamo in un bar, e questo si può fare, però se io ci vado a dire subito al primo giorno voglio fare l'amore, quella mi dice ma tu sei pazzo perché devo fare l'amore con te che non ti conosco, non so chi sei, chi non sei, di dove vieni, di dove non vieni. Io posso capire se mi frequento 1 anno, 3 anni, mi conosci i gusti, sa il gelato quello che prendo io, sa il soprattutto il gelato, perché giustamente anche poi il gelato, perché giustamente uno dice che gelato vuoi alla nocciola, ma perché lo prende alla nocciola? Amore, piglialo al caffè che è buono. Allora, già uno andare a creare la discussione per i gusti, infatti, che poi la nocciola va bene anche per il cioccolato, a meno che non ti piace la banana. A te ti piace? Onestamente è sempre un gusto a che ci piace giustamente il gusto, giustamente poi ci sono tipi e tipi. Quando uno praticamente si mette a dire sai amore ma che gusto ti piace? Ma alla banana, quello può pensare, dice ma perché alla banana? Con tanti gusti che ci sono? Con tanti gusti che ci sono dice la banana, perché poi vanno a fare il confronto, dice banana con quella cosa, dice aspetta, dice con la evitare, la banana io mi. Va bene, arriviamo al punto, amiche telespettatrici, lo avete conosciuto, Roberto 25 anni è qui che sta aspettando le vostre telefonate. Per tutte quelle donne che lo volessero inoltrare in questo sentimento profondo non possono fare altro che chiamare alla nostra redazione lasciando un messaggio naturalmente a Roberto, ripeto 25 anni di Palermo, oppure collegarvi col nostro sito www.stranoamurisiciliano.it e di conseguenza avrete l'occasione di frequentare Roberto. Io avevo il sito ma purtroppo ora non per problemi diciamo miei che mi arrivavano anche da fuori, persone di 100 anni addirittura
che volevano darti magari- volevano fare Sesso. l'amore, Con te. il sesso con Di 100 me, anni. di 100 anni. Logicamente sono più teneri, Giustamente diciamoci. sono più teneri e loro capisco che una persona di 100 anni non se ne verrebbe, però sempre là siamo. Certo, certo. Dovete- Io penso comunque che anche con una di 100 anni, cioè se per Oddio, caso però- dovresti sacrificarti diciamo, a insegnarti questo sentimento profondo, tu lo faresti lo stesso, giusto? Sì, però non mi fa cioè non avrei piacere a farlo Con una di 100 anni. con una di 100 anni perché sa, la pelle è un molliccia e tutte queste cose giustamente. E il bastone giustamente non è duro come Certo, dovrebbe. certo, perché giustamente posso Avendo 100 capire anni. io fino ai 50 anni come E ha detto allora? lei, bene o male, Esatto. sa vedere i 50 anni come sono portati, perché ci Certo, sono certo. quelli che si truccano, ci sono quelli che si mantengono la bene, pelle bella che fanno il morbida, lifting. e fanno il lift. Quelli che giustamente invece non ci sono a farlo questa. Comunque il bastone funziona, l'importante è quello, è giusto? Comunque Cioè, l'importante io dico, sperando che questa diciamo questa intervista andrà ti faccia risolvere i tuoi problemi. mi faccia risolvere i problemi. Vabbè, per cui amiche telespettatrici, ripeto, Roberto è qua e vuole essere contattato. Allora Roberto, esatto. Allora Roberto, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando, quelle donne che praticamente partono dai 20 e arrivino ai 100 anni, che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare loro un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Io per me non c'è problema, mi potete chiamare, io il telefono dalla mattina alla notte acceso, anche la notte se mi volete, 24 su 24, io sono sempre disponibile ad avere contatti, diciamo. E ripeto, Roberto è disponibilissimo a inoltrarsi in questo sentimento profondo, non ha importanza l'età, l'importante è naturalmente che sia di sesso femminile, dico bene Roberto? Certo, non penso. La cosa fondamentale, Certo. perché se no il bastone non si alza e non alzandosi il bastone non abbiamo niente da fare. Dico bene Roberto? Dice bene. Perfetto, per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta pure Roberto Giordano da Palermo, 25 anni, e diciamo che sono a Piazza Politeama e speriamo che da Piazza Politeama andrò magari fuori anche fuori dall'Italia e che troverò qualche cosa. Perfetto, ciao ciao! Oh yeah.